emittente, quella del Palazzo Vescovile, che era naturalmente collegato al complesso basilicale. Presidente Serracchiani, un nuovo sito archeologico per Aquileia, una possibilità di ulteriore valorizzazione turistica per questa città e per il Friuli Venezia Giulia. Sì, ne siamo particolarmente orgogliosi, stiamo portando a compimento quello che è stato l'impegno che ci siamo assunti con la città, con il sindaco, con l'amministrazione comunale, ma soprattutto con tutti i nostri cittadini. Questa è un'area importantissima, dobbiamo renderla visibile, dobbiamo renderla fruibile, dobbiamo renderla raggiungibile. Questa è una parte di città che viene in qualche modo riscoperta e consegnata al turismo, ma non a un turismo qualunque. Qui davvero c'è una importante valorizzazione di una stratificazione che è molto presente in questa città, in Aquileia, una stratificazione di anni diversi, e scopriamo che insomma, hanno saputo ricostruire e costruire utilizzando materiali anche diversi, ed è davvero molto bello scoprire quello che è accaduto in tutto questo periodo. Direttore Tiussi, ci vuole raccontare cosa il visitatore trova in questo nuovo sito archeologico di grande pregio? Ma troverà nella sostanza, o meglio farà un viaggio a ritroso nel tempo, un viaggio a ritroso nel tempo con 3 fasi edilizie dell'antica città di Aquileia, dal V secolo d.C. fino al I secolo d.C. Vedrà la sovrapposizione di 3 livelli, che danno proprio l'idea di come Aquileia si è cresciuta su se stessa e come nel fare poi le indagini archeologiche in realtà questa indagine sia quasi inesauribile, proprio perché si arriva a delle profondità, come nel caso della Stalla Violin, di addirittura 3,5 metri sotto il livello attuale del piano di calpestio. Quindi è veramente un viaggio nel ventre di Aquileia. Questa è una metafora che mi piace utilizzare, perché veramente si scoprono di questa città i mosaici, i monumenti, si scoprono però anche le sovrapposizioni, si scoprono anche le diverse destinazioni funzionali che un certo sito ha avuto nel corso del tempo.